Buongiorno a tutti. Come vedete, oggi sono con i bambini, con questo lavoro grafico assolutamente credibile. Vi dico solo che ho dovuto compilare un pacchetto sul computer per farlo, quindi godetevelo. No, scherzi a parte, non la vedete spessissimo la mia faccia, però facciamo una bella cosa, così non siamo proprio cringissimi, per usare un termine abbastanza moderno, che so che farà arrabbiare qualcuno perché non volete così in inglese. Ok, adesso siamo separati. Quello che voglio fare è leggervi una fiaba in bergamasco, tratta dal libro I Fratelli Grimm, pubblicato da Alp e scritto da Giancarlo Giavazzi in italiano. Il libro è questo, se vabbè, fa buggare il filtro. Benissimo. Dicevo, il libro è stato edito nel 2006 da Giancarlo Giavazzi per i ragazzi delle scuole elementari. È uno dei tanti lavori di Giavazzi, me l'ha regalato gentilmente a Bergamo quando ci siamo visti in Tiraboschi per la presentazione di Asgarget in Dolme Bergamasco. Vi invito ad andare a vedere il video che ho fatto sul tema qualche settimana fa, ve lo lascio in descrizione. Ma comunque, leggeremo queste fiabe. Se siete una fiaba, perlomeno. Se siete di quelli che pensano che se i bambini ascoltano il dialetto diventano subito scemi, andate a studiare 1 e 2, allontanatevi. Iniziamo con All Princep Za, ossia il principe Rospo. Perdonatemi se mi incarto, ma chiunque segue il canale sa che lo faccio anche in italiano. Non è un problema di lombardo e bergamasco. Una volta, Tanshan fa, era un re, che erguia una sceta bella proprio come il suo. Anche si ben che il fus usà a Eddie l'aur meraviglius, ogni volta resta incantà a stimà che le fatesse se dolce e delicate. La principessa, per sa sua allegra, l'andava spessa per fare la ria del lac, e la là giocava con la sua balador. Le la slanza in aria e dopo la ciappa a mo' de sgur. Intanto la cantava, e Teuch gli sta lì con la bocca aperta, ascoltà la sus melodiosa. Un dì, però, la bala la che scappava fuori di man, e l'endacia fonde nell'acqua trovia. La principessa se ingremila e la tacca subito a Lucia. Allora, la sentit una us che la paria in fede l'acqua, e la che disia, i to sangluc ei sendulentac, che podresti far stamare infina i prede del laghet. Cosa che duca, bella principessa, tuntem su tutami, cra cra. La principessa resta da lì, piena di meraviglia, e la desmentì de pians. Peu, da est, du, giù, tunch, e gli fede l'acqua. L'era un sa, e la gadic. Stammi a pensare, te porterò me, André, la tobala. Ma cosa te me darei in cambi? Tut quel che te darei, bussat. I me gioiei, i me perle, oppure i me diamanti, la me corona. No, vi ha rispondito il sa. Ste robe mi interessa mia. Piuttosto, voleresti essere il tuo amico per sempre. Pudi giocare con te, mangiare al tuo stesso tavolo e dormire in banda a te. Se te mi prometti questo, ti porterò a rondere la bala. Se te promette tutto che te ho detto. Subito il satel si è buttato in acqua, la nudà sul fondo della lacca, la ciappà alla bala e la tirà dalla principessa, che tutta contenta le tornada de corsa al castello. Un di dopo, intan che la principessa la mangiava insieme al suo padre, l'ha sentito un rumore che veniva dietro della porta e una usca che diceva cra cra, bella principessa, derre la porta per piacere. Ricorda della tua promessa. E il settam alta tavola. Va via, bestia schifosa, la usata la principessa. Te se spurchete la muchet mai di cracà. Come potreste diventare il compagno di una principessa? E poi l'han formato un re suo padre da quel che le era succedito. Pul di prima e quel che gli ha promettito. Cara la mettusa, gli ha dicho il re. Se devi mantenere la tua promessa, va ed ervega la porta. Duca, pensate, lei gli denta sbalzi. Le saltato sulla tavola e si mettì a mangiare del ton d'arsen della principessa a beef in del suo bicchiere di cristallo. Al mostusa la principessa l'ha piordata in cera e più mangiare neanche un bucum. Pulì dalla fame, pulsate la domanda de pudindà in della sua stanza de lecce, perché lui le ha pussa vicina lì. L'accetta la spalanca a feuilleuch e la cambiaria secondo un sgrisù de schifi, al pensé dei gambanda sotto al silenzio, che la verità bestia bignocchenta, con la pelle fregia e slisetta. In sci, tutta inverminata, la si mettida da gridà e scaregnà. Ma il re la mettida in riga una volta. Come può tre fidà chi che t'ha aiutato quando te che ne in bisogno? Te prometti e adesso che devi mantenere la tua promessa. La principessa ha dato il suo sat
e tenia tra di per lo schifi che il faceva. Poi la portà dentro in la sostanza e la mettiti in un cantù più deloso. Poi di mia dormi intera la dice usata. Mettemi nel toleccio. Vorrei dormire, e poi fa te. La principessa in del sentì che la pelle fregia contro il suo corpo. La se la sa da ciapà d'una gran rabbia e con tutti i suoi forze la rusà, pulsata e la sbattì contro il muro. Ecco, che stule per te. Ma quando il sale tre casò intera, n'era più una bestia, ma vu di più se bei principe che con di bel maner gadic. Bella principessa, una striacatia la aveva faccia una fattura. Saria sta condannà a aver la somiglianza d'un chat, infine che la figlia d'un re la m'avesse tenuta in banda del soleccio. E ti, almeno per un secondo, te le faccio. La principessa le restava a buca aperta, ma poc alla volta la sentit cresdenti nel suo cuore una gran tenerezza, perché il bel principe gentile e delicato. In fin di cunt, aveva bene a dare tra al sotata a mantenere la promessa fatta con permettega del che il dente su sua miss. I due, dopo che se ne parlà per un mesetto, i se sposà con una gran festa al castello e tutti i sir d'està, col bel tempo, tutti e due insieme, in da un tera spasse già. Sulla riva dell'ac, a parlare a Iran e scià. Cica cicoria, è finita la storia. Quello che è interessante di questa lettura è che l'ho fatta io, ossia, non io in quanto io, ma io in quanto milanese. Milanese che sa il milanese, capisce senza troppi problemi il bergamasco, può provare a parlicchiarlo, ma non è bergamascofono. E quello che è molto interessante, perché ho risentito quello che ho detto, è come parlo. Quello che faccio tendenzialmente è milanesizzare molte forme, ad esempio fonetiche. Una, non riesco a dirlo, mi piace, una, diventa una come lo dico io. Magari anche delle parole, perché per esempio c'era un Almach che io ho detto Almen, che è quello che si direbbe oggi a Milano. Esiste anche a Milano Almach, però è un po' forbito, non lo dice quasi più nessuno. E in base per la confidenza che prendevo nel testo, questo notato, prima leggevo un testo quasi acriticamente e facevo delle correzioni fonetiche. Poi, quando ho iniziato a prendere, per questo l'ho fatto quasi alla cieca, io ho letto solo la prima pagina di questo libretto, ho fatto la cieca proprio per vedere l'esperimento. Quando ho preso confidenza col testo, ho iniziato quasi a leggerlo in bergamasco e dirlo in milanese. Che le differenze non sono tante, sia chiaro, sono qualche magari forma verbale tu. Ma il punto è, se un genitore milanese che vuole insegnare il milanese ai figli prendesse i Fradei Grimm del Giavazzi, sarebbe una cosa bella o una cosa brutta? Secondo me, una cosa molto bella. Io, risentendomi globalmente, direi di non aver mai parlato bergamasco. Ho parlato un milanese magari orientaleggiante, magari già il fatto di dire nella maggioranza dei casi sat e non shat non lo fa sembrare milanese, ma è meglio perché la sh in lombardo non esiste come fonema, potremmo dire, esiste come fono, ma di base sat, la forma pan lombarda. Poi i milanesi sono inventati shat, ma è un fenomeno molto simile, ad esempio, ai ticinesi o ai comaschi che dicono sparà per sparare. Tra l'altro si può notare, mi sembra che l'accennavo in un altro video, al fatto della lunghezza consonantica, che è corta in lombardo, sparà, mentre è lunga in italiano. Scienza, per esempio. Sono allofoni fondamentalmente. Ma il punto che volevo portarvi che appunto non è che ho letto un libro di fiabe in bergamasco, non è che io vado dal bambino e gli leggo un testo in bergamasco. Io gli sto leggendo un testo scritto in bergamasco, ma essendo io milanese ed essendo il bergamasco e il milanese dialetti della stessa lingua, gli sto leggendo un testo in milanese alla fine, un milanese che tenderà un po' a essere extra locale, ma pur sempre un milanese. Io se adesso proponessi di andare in biblioteca a Milano con questi testi qua e fare un corso, verrei linciato. Ma sarebbe un materiale perfettamente adatto. E questo è il problema. Quello che rovina un po' il tutto, e questo rovina parole, che rende difficile tutto, e questo lo riconosce anche Giavazzi, perché comunque ne abbiamo parlato del tema e lui sta cambiando ortografia, questi li aveva scritti in ortografia del Ducato, è che l'ortografia fonetica rende più difficile capire, perché è naturale, perché alle volte sono differenze grammaticali. Nella gran parte dei casi avrete notato che io lit bergamasco non l'ho pronunciato, perché per me fare un participio passato in it è una roba inconcepibile, l'ho fatto in it, der vit,
ma altre volte alcune cose invece rimangono, per esempio le forme di terza persona plurale, o alle volte anche i verbi, il fatto che in bergamasco alcune coniugazioni si comprimono rispetto al milanese dove sono qua. Ma se fosse stato scritto in un'ortografia panlombarda, pensata per tutto il sistema fonologico lombardo, l'avrei letta ancora di più in modo milanese. Perché voi pensate se ad esempio i testi, se l'italiano usasse un'ortografia fatta per una lingua con una fonetica molto diversa, dove magari disegno e disegno si scrivono in modi diversi, o addirittura disegno si scriverebbe in un modo diverso, avresti una certa difficoltà a leggere un testo in italiano. Magari l'ha scritto uno di Bari e dovresti pensarci un attimo quando dici, ah, disegno, com'è? Ah sì, da me è disegno. Che poi tra l'altro è anche sbagliata in teoria di standard la forma milanese, ma quello è un discorso diverso. Se fosse stata scritto in un'ortografia parlombarda, che può essere la OL, ma anche la Scrivi Lombardo, anche un'ortografia creata all'uopo, probabilmente sarebbe stato ancora più facile da leggere. E uno sarebbe stato molto difficile capire che non è il tuo proprio dialetto, per quello che noti io col bergamasco scritto in NOL, ad esempio. Passa per milanese se non glielo fai proprio notare a uno per notare i dettagli. Ma sarebbe stato anche più facile da leggere perché invece di dover leggere un'ortografia fonetica, e di temi ortografie fonetiche parleremo meglio anche in un altro video, sempre legato alla vicenda Tiraboschi, se non fosse stato in ortografia fonetica sarebbe stato anche molto più semplice da leggere. Quindi quello che dico è, uno, sì alla promiscuità linguistica. Genitori milanesi, leggete testi in bergamasco ai vostri figli, genitori bergamaschi, leggete testi comaschi ai vostri figli, non fatevi problemi. Solo il fatto che li leggiate voi renderà molto più bergamasco il testo. Non andrete a leggere un testo in milanese, leggerete un testo milanese in bergamasco, che è un'esperienza diversa, e alla fine leggerete in bergamasco. Un bergamasco generalizzato, meno locale, ma sempre bergamasco. Due, il testo leggetelo bene prima, perché se lo leggete bene prima lo acquisirete e sarà ancora meno mischiotto, perché i mischiotti non sono mai troppo belli. Non sono magari sbagliati, non sono problematici, ma non sono mai belli. Lo leggete 3-4 volte, poi ai vostri figlioli potrete tranquillamente dire ti leggo una poesia in milanese, ti leggo una fiaba in milanese e invece in bergamasco. Terza cosa, per gli autori usate grafie pallombarde. Il problema delle grafie pallombarde in questo caso, io ad esempio qui dietro, non lo vedete perché ho messo il filtro per quella grafica lì bellissima di prima, ho i libri, ho ad esempio i libri della Pimpa in lombardo, scritti con il contributo della Fa Lombard, che ovviamente usa la Scrive Lombard, e se li fai usare a un bambino che non è scolarizzato in lombardo è un problema. Perché, per esempio, quello su Milano parla del Ghisa, scritto Gisa. Chiunque conosca il consonantismo italiano dirà è il Gisa, come la piramide. Pronunciata un po' male, vabbè. E quindi il punto è, ci vuole comunque, scrivete in un'ortografia pallombarda, ma valutate sempre il pubblico. Ad esempio, un genitore medio è già buono fargli capire la O la scriviamo così perché bla bla bla, se gli metti anche un consonantismo diverso, non leggerà direttamente il testo. Se è per bambini, bisogna anche capire come fare, perché ad esempio io non apprezzo particolarmente l'idea che hanno alcuni che fanno corsi dettagli. Dobbiamo per forza seguire l'ortografia italiana, se no non capiscono. I bambini non sono stupidi. Però se non sentono la lingua, non associano. Quindi se voi non gli fate sentire davvero tanto il lombardo e gli date un foglio con scritto Gisa per Ghisa, legge Gisa. E non è colpa sua, è naturale. Quindi, come dicevo, sì alla promiscuità dialettale, leggetelo prima bene, così che sia meno un mischiotto e più il vostro dialetto, diciamo un altro dialetto letto attraverso la vostra lente, qualcosa che tra l'altro direi che è una dimostrazione patente di unità linguistica, per quanto non piaccia ammetterla a tanti. E terzo, ortografie pallombarde. Usatele, perché semplificano il lavoro a tutti quelli che devono leggere, ma capite il vostro pubblico.